un'interessante iniziativa dell'Università della Terza Età dell'Auser, oggi qui alla Sala Conferenze Tommaso Fazzello, con qualificati ospiti che discuteranno di un tema importante. La Libera Università Agrigentina Auser è un'associazione che promuove in favore della terza età attività di carattere culturale, di carattere sociale, di solidarietà e anche di impegno civico. Prevalentemente ci siamo occupati in questo scorcio di anno, in questa fase che è andata da da marzo a giugno, di tanti incontri, noi le chiamiamo conversazioni, perché gli ospiti espongono gli argomenti che abbiamo concordato, e poi c'è una fase di dibattito a cui partecipano tutti i nostri associati e i presenti. Siamo molto contenti perché siamo riusciti ad avere un programma di altissima qualità. Lo dico senza timore di essere smentito, perché è veramente di altissima qualità, grazie ai relatori che abbiamo scelto, che abbiamo cercato e che abbiamo ospitato nella nostra L'argomento attività. di oggi vede anche il professore Iacono, ma anche il professore Vivacqua dibattere su quale tema, dottore Sì, Ribetta? il professore Maurizio Iacono è un personaggio illustre davvero, che non manca mai, che ha sempre il piacere di ritornare ad Agrigento, dove è nato e dove ha fatto il liceo classico. Oggi parliamo, peraltro personaggio di grandissimo spessore, ordinario di storia della filosofia all'Università di Pisa, anche preside della facoltà di lettere e filosofia della stessa università. L'argomento di questa sera è un argomento molto caro al professor Diacono, che consiste, il titolo che abbiamo dato, che abbiamo scelto è I bambini, il gioco, i mondi intermedi, che è un argomento molto bello, molto stimolante, perché i bambini, che non sono, come lui ama dire, degli adulti piccoli, ma hanno attraverso il gioco la capacità di rappresentare dei mondi intermedi che loro creano attraverso il gioco, e che mondi intermedi dei quali loro sono gli attori veri. Tutto questo per esempio nelle rappresentazioni teatrali quello che lo spettatore segue e acquisisce non è in realtà qualcosa che ha una cornice, è inquadrato secondo certi paradigmi, che però non ha questa importanza creativa e di protagonismo da parte dei bambini. È una conversazione che sta riscontrando un grandissimo interesse. Peraltro dico, il professore Iacono ha questa apertura mentale straordinaria, per cui la filosofia, ma non come scienza astratta, ma come vissuto vero e proprio, che peraltro si sposa con altre categorie culturali come la sociologia, l'antropologia, e veramente stasera stiamo assistendo veramente a una bellissima lezione.